L'interrogatorio di Filippo Turetta, oggi in corte d'assise a Venezia. Per la prima volta il giovane si è trovato faccia a faccia con Gino Cecchettin. È emerso che c'era un piano per rapire e uccidere Giulia Cecchettin. In aula, tra esitazioni e lacrime, il lungo racconto dell'uccisione della 22enne di Vigonovo e l'occultamento del corpo. Sarebbe ridicolo chiedere scusa alla famiglia, ha detto il ragazzo. Le parti civili invocano l'ergastolo. Avvocato difensore sprona in aula Filippo Turetta a raccontare tutta la verità. È il modo migliore per rendere giustizia a Giulia. Lui, mi odio, lei era una persona meravigliosa. Gino Cecchettin in aula per la prima volta tu per tu con l'assassino di Giulia. Ora abbiamo capito chi è Filippo Turetta, ha detto alla fine: doloroso sapere cosa ha patito Giulia negli ultimi istanti della sua vita. Nei prossimi mesi partirà una campagna promozionale mondiale per portare nuove imprese a Porto Marghera nelle zone della ZLS Veneta. Obiettivo: aumentare gli investimenti di quasi 2,5 miliardi di euro. La qualità dell'aria in Veneto è in lieve miglioramento, ma ancora non basta. Al summit veneziano di Legambiente la regione presenta il piano antismog per rispettare i nuovi parametri europei del 2030. Buonasera, bentrovate, edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo subito con le notizie. Oggi il giorno dell'interrogatorio di Filippo Turetta in corte d'assise a Venezia. Per la prima volta si è trovato faccia a faccia con Gino Cecchettin. È emerso che c'era un piano per rapire e uccidere Giulia. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, in un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Era un piano quello di Filippo Turetta, che tra lunghe pause e tante esitazioni ha ammesso che il suo intendimento era quello di uccidere Giulia, e questo già dalla sera del 7 novembre, 4 giorni prima del delitto, quando il giovane aveva stilato una prima lista di cose da fare e oggetti da comprare, un vero e proprio elenco dell'orrore. In corte d'assise a Venezia il 22enne è arrivato poco dopo le 8 a bordo del cellulare della polizia penitenziaria, tradotto dal carcere di Montorio a Verona, dove si trova da quasi 11 mesi. Poco dopo l'arrivo in piazzale Roma di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che in aula per la prima volta si è trovato davanti al killer della figlia. Ma Filippo lo sguardo di Gino non lo ha mai incrociato in quasi 6 ore di deposizione. La testa bassa, gli occhi immobili, le lacrime scendono quando gli si chiede perché ha ucciso Giulia. Avevo rabbia perché sostanzialmente, non so, cioè, io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi, non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Rabbia è la parola che Filippo utilizza più spesso. Ovviamente sono, sì, pensieri ingiusti, di dire, non so, soffro io, devi soffrire anche tu, non so, cose di questo tipo. Intanto la difesa ha depositato un memoriale scritto dallo stesso Turetta negli ultimi mesi di carcere, un documento che entra nel processo con la corte d'assise che ha annullato l'udienza già fissata per lunedì. L'interrogatorio è quindi chiuso. Filippo torna in carcere a Verona in attesa di sentenza. Di premeditazione chiara parlano i legali della famiglia Cecchettin, che invocano per Turetta l'ergastolo. Da un punto di vista emotivo magari vorrei in certi momenti chiedere scusa o cose così, però penso che soprattutto che sia ridicolo, fuori luogo, visto le entità, cioè visto grave ingiustizia che ho commesso.
La grave ingiustizia che ho commesso, dice Filippo Turetta, che motiva così il perché non ha mai chiesto né intenda chiedere scusa. Io penso che delle scuse potrebbero solamente creare ulteriori emozioni negative, ulteriore dolore verso le persone che già provano dolore e sofferenza per quello che è successo. In aula Filippo torna su quel maledetto sabato sera, in particolare su quella traiettoria di morte tra Vigonovo e Fossò, i 2 coltelli sul sedile posteriore e i fendenti su Giulia, al culmine dell'ennesima lite, la ragazza che urla e tenta di scappare. Io ricordo che avevo il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento, Per i legali della famiglia Cecchettin non ci sono dubbi, il quadro della premeditazione è chiaro, non c'è alternativa all'ergastolo. Credo che sia incommentabile quello che ha detto Turetta oggi, credo che sia proprio incommentabile. Cioè Gino ci aspettava delle scuse? Comunque... Non ho mai parlato con Gino di scuse, credo che, ripeto, secondo me l'atteggiamento che Turetta oggi ha avuto in udienza non è altro che la conferma diciamo della personalità che ha dimostrato in tutta questa assurda vicenda, e mi pare che tutte le aggravanti siano non confermate, straconfermate. Un minimo di resipiscenza non l'abbiamo, avete visto, nemmeno intravisto, quindi credo che adesso starà alla Corte immaginare la pena più adeguata, che evidentemente a mio giudizio è quella massima. E oggi ha parlato anche Gino Cecchettin, abbiamo capito che è Filippo Turetta, ha detto. Sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. È stato questo l'aspetto più doloroso di una giornata passata a pochi metri dall'assassino di Giulia. Gino Cecchettin usa poche parole ma precise. Ai giornalisti che gli domandano dell'atteggiamento di Filippo Turetta, che non lo ha mai guardato negli occhi, risponde lapidario: chiedete a lui. Lo guardavo quando parlava. Non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta, infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più. Per me è chiarissimo, quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri, bisogna rispettarla. Questo l'abbiamo capito. Faccia le sue considerazioni, insomma l'ha dichiarato lui stesso. Gino lascia Palazzo di Giustizia verso le 13:30, prima dell'interrogatorio da parte della difesa. Con lui ci sono gli zii di Giulia, Alessio e Andrea, la nonna Carla. Non ci sono i figli, Davide e Elena. Quest'ultima via social ammette di non farcela. Devo tutelare la mia salute da 11 mesi. Ho gli incubi, confida. Non ci sono i genitori di Filippo Turetta, un'assenza che nessuno giudica. Gino, che è un gigante da un punto di vista della dignità umana, ha avuto anche sempre parole molto garbate e pensieri da gigante verso questi genitori, quindi per noi il problema dei genitori non esiste, perché l'imputato è Turetta e non i genitori. Avvocato. Resta Gino con la sua dignità che con una semplice parola, ricordando Giulia, dice tutto. Il mio amore, cosa posso dire? Volevo stare un po' con lei prima di toglierle la vita, mi sento in colpa. Queste alcune delle dichiarazioni di Turetta durante l'interrogatorio del suo legale. Perché ha deciso di presentarsi in dibattimento per rendere l'interrogatorio? Penso che sia comunque qualcosa di giusto da fare, insomma, un dovere verso la giustizia, ma soprattutto verso Giulia e tutte le persone colpite. Inizia così nel primo pomeriggio l'interrogatorio della difesa Filippo Turetta. Il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso, vuole far conoscere la personalità del suo assistito e probabilmente del fatto che si sia reso conto della gravità dei reati di cui è accusato e che l'avvocato gli fa ripetere in aula, incitandolo poi a dire la verità. Il modo per rendere giustizia in memoria di Giulia è quello di dire la verità.
Caruso vuole che la Corte d'Assise sappia chi è il 22enne di Torreglia che ha ucciso la sua ex fidanzata Giulia, facendogli raccontare del suo percorso scolastico con buoni risultati, degli amici che lui dice non essere molti per via della timidezza, lo sport e i rapporti con le ragazze. Non ho mai avuto relazioni prima di lei, insomma, è stata l'unica. Domande mirate a descrivere la sua personalità. Una personalità che con Giulia, emerge ancora una volta, si era rivelata possessiva e soffocante. Caruso infatti ripercorre con l'imputato la loro storia, caratterizzata da parecchi litigi, tutti conseguenza della gelosia morbosa del ragazzo. Troppo, in certo senso, dipendente, ossessionato dal nostro rapporto, e questo causava ovviamente pesantezza. Turetta dichiara anche che la molla sia scattata il 7 novembre, al culmine di una serie di litigi con Giulia. Qui cominciano i pensieri terribili, dice, mentre vaga in auto arrabbiato, cercando di rientrare a casa ma restando nel parcheggio per un'ora. Tra questi pensieri anche quelli di toglierle la vita. Poi la domanda che in molti si pongono: cosa pensava di fare una volta rapita? Saremmo potuti stare insieme, solo noi due, trascorrere tempo insieme. Nell'interrogatorio col suo legale emerge anche un dettaglio sul coltello spezzato utilizzato a Vigonovo nella prima fase dell'aggressione a Giulia. Risulta che del primo coltello, quello che si è spezzato, sia completamente privo di macchie ematiche e non vi è alcuna lesione sul corpo di Giulia riconducibile a quella lama. È sicuro di aver colpito con quel coltello Giulia oppure no? Non lo so. Turetta, rispondendo ancora una volta al suo avvocato che gli ha chiesto se avesse provato a togliersi la vita, ha detto di aver preso il coltello a Berlino proprio perché voleva provare a colpirsi, ma poi ha continuato: è vergognoso dirlo, non sono riuscito a farlo. Infine. Mi sento anche in colpa a pensare al futuro, visto che lei non può più. Lei comunque non è una persona meravigliosa, perché comunque aveva ancora affetto per me, mi ha sempre trattato meglio di quello che pensavo. L'adempimento fondamentale era l'interrogatorio di Filippo Turetta, il quale ha pertanto esercitato la propria difesa materiale, cercando di ingranare la marcia della massima sincerità. Di questo io sono persuaso, di questo io sono convinto. Nei prossimi mesi partirà una campagna promozionale mondiale per portare nuove imprese a investire a Porto Marghera. Quello che vogliamo costruire è un modello di attrazione per le imprese, una sorta di calamita per le imprese che troverà in Veneto la sua massima espressione. L'insediamento del comitato di indirizzo della ZLS, la zona logistica semplificata Porto di Venezia e Rodigino, è il primo passo verso un ambizioso progetto di rilancio economico che si presenta con obiettivi potenzialmente impressionanti per il prossimo decennio. Investimenti per quasi 2,5 miliardi di euro, 177.000 nuovi posti di lavoro, aumento dell'export del 40%. Questo attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative valide solo per un tempo limitato in 20 territori comunali. Le risorse importanti che sono previste per le imprese che vogliono investire in questi due territori, gli 80 milioni di credito d'imposta dello Stato e i 45 milioni della Regione Veneto, sempre per agevolare le imprese che qui si vogliono insediare. C'è poi tutto il tema delle agevolazioni burocratiche e amministrative, e poi ci sarà una grandissima campagna promozionale nel mondo proprio per portare
le imprese fuori dal Veneto in Veneto. Istituite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta della regione interessata, le ZLS hanno durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7. Nel caso del Veneto, oltre a 18 comuni del Rodigino, la ZLS comprende il porto di Chioggia e in comune di Venezia Porto Marghera, Campalto, Murano, l'Arsenale, la zona portuale e il Tronchetto. A Venezia il summit di Lega Ambiente sulla qualità dell'aria. La qualità dell'aria è in continuo lieve miglioramento, ma ancora non basta. Il terzo summit di aria pulita per il Veneto, organizzato a Venezia da Lega Ambiente in collaborazione con la regione e l'ARPAV, disegna sì un quadro che si evolve positivamente, ma non abbastanza e non abbastanza in fretta. Concorrono alla qualità dell'aria le emissioni che vengono dal comparto del traffico, quindi quello della mobilità, soprattutto su strada, su gomma, di mobilità privata, ma c'è anche il riscaldamento delle abitazioni, quindi che conta molto soprattutto quello che viene dall'utilizzo della legna, della biomassa, e poi conta molto anche l'agricoltura, soprattutto la zootecnia. L'aggiornamento del piano regionale per il risanamento dell'atmosfera è teso anche verso la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali. Le misure sono molte: la rottamazione delle auto, la rottamazione delle vecchie stufe, dei vecchi impianti di riscaldamento, l'efficientamento energetico degli edifici, la sostituzione del parco circolante e trasporto pubblico locale, sia treni che autobus, tutta una serie di interventi settoriali, e ognuno dei quali sommato agli altri porta al risultato che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, che è il miglioramento continuo, ma non ancora sufficiente ovviamente. La sfida riguarda comunque tutta la pianura padana in un cammino comune con Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, per poi estendersi all'Italia intera e all'Unione Europea. Lega Ambiente Veneto riconosce lo sforzo degli enti pubblici locali, dalla regione alle province e a molti comuni. Ovvio che i margini di miglioramento sono tanti, ma questo passa anche dal cambiamento delle abitudini di ogni singolo di noi. Dobbiamo usare meno la macchina, più la bicicletta, più i mezzi pubblici. Questo va a pari passo con l'adeguamento di quelli che sono i servizi di trasporto pubblico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.